Allineatori invisibili. È vero che se non faccio il mantenimento i denti tornano storti? C'è un po' questa paura, un po' in tutti i pazienti, del tornare a come ero prima se non metto delle contenzioni, se non faccio nulla. In realtà sì, devo dire che le contenzioni sono molto importanti, questo perché soprattutto nel primo anno post trattamento dobbiamo dare ai denti la possibilità di stabilizzarsi nella posizione che abbiamo ottenuto. Poi è pur vero che è molto importante anche l'aspetto funzionale, perché se io ho lavorato sull'estetica ma ho anche una bocca in funzione, una masticazione funzionale, c'è molto meno rischio che i denti vadano a spostarsi perché abbiamo un equilibrio delle forze masticatorie. Però c'è da dire che abbiamo un altro fattore da considerare, che è lo spostamento fisiologico, ovvero tutti, anche chi non si sottopone ad un trattamento ortodontico, siamo destinati ad avere uno spostamento nel tempo, quindi i denti vanno sempre di più in avanti e quindi se voglio assicurarmi di avere sempre il sorriso che ho desiderato, che ho ottenuto durante il trattamento, c'è bisogno di portare sempre una contenzione che ci fa anche da protezione per la notte, perché inevitabilmente durante la notte tendiamo a serrare, digrignare, quindi ci fa un po' da salvagente notturno, oltre a mantenere i denti sempre nella stessa posizione. Ecco. Lo so che questo concetto fa un po' paura perché devo portare per sempre qualcosa che di notte che mi accompagna, ma in realtà ci si abitua facilmente, quindi dopo tutto il trattamento con gli allineatori diventa molto semplice portarli, indossarli e quindi acquisire delle abitudini. Poi è pur vero che dopo il primo anno, se dovessi dimenticarmi gli allineatori perché sono andato in vacanza, sto via 15 giorni, non sono in 15 giorni che mi fanno spostare i denti, perché i miei denti ormai saranno stabili, è semplicemente andare a stabilire una routine, un'abitudine che mi garantisce poi di avere sempre lo stesso risultato.